Amici di Storia, buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati anche questa sera assieme alle mie due donzelle. Che corretto che fate, sembrate ormai tutte affiatatissime. Buonasera Frida, buonasera Milena, ben trovate. Allora, stasera abbiamo una serata veramente intensa perché parleremo, pensate, di sport a 360 gradi, perché proprio vogliamo presentare innanzitutto delle società sportive che in questa stagione non abbiamo mai presentato, quindi insomma è un onore averli qua, e poi vogliamo insomma vedere un pochettino insomma anche quello che è lo sport per quanto riguarda il paralimpico, insomma. Quindi insomma vogliamo entrare un pochino nel dettaglio di quelle che sono le associazioni sportive. Un argomento importante, poi parleremo di tantissimi tipi di sport. Poi pensa che vedremo un bellissimo video che Milena, assieme a un grandissimo artista che dopo presentiamo, io lo so che lo sai, per forza che lo sai, figurati se non lo sai, e quindi insomma questa sera serata intensa con tantissimi ospiti, dobbiamo volare, ringraziamo gli sponsor. Ringraziamo ovviamente Shampoo per quanto riguarda le acconciature, trovate il negozio presso il centro commerciale Globo a Lugo, mi raccomando, salutiamo sempre Cristina e Sara che si occupano di me. Un bacio. Sì, va bene. E ringraziamo i Twin per quanto riguarda gli outfit, quindi questa sera grazie mille ragazze. Ciao Elisa, ciao Manu. E ringraziamo velocemente chi? Gli amici della CNA, perché come sempre cosa fanno Milena gli amici della CNA? Ci danno i consigli. Di che? I consigli della CNA, ovviamente. Per forza, sono della CNA, quindi i consigli della CNA li ascoltiamo. Sentiamo. 2 minutini, poi torniamo qui per conoscere gli ospiti della serata. Sono 5.000. Grazie Maurizio, sono Moris Pirazzoli della CNA di Imola e seguo l'ufficio Crea Impresa. Il nostro ufficio Crea Impresa fornisce principalmente assistenza, informazioni e consulenza a tutte le persone che hanno intenzione di intraprendere un'attività in forma autonoma, di qualsiasi tipo, che si tratti di attività artigianali, di attività commerciali o di liberi professionisti. Ovviamente ci occupiamo anche dell'assistenza alle imprese stesse che intendono ampliare o modificare o trasformare la loro attività. Collegato a questo servizio, ovviamente ci occupiamo anche dell'assistenza per la presentazione di tutte quante le pratiche necessarie alle relative licenze, autorizzazioni, denunce di iniziatività o comunicazioni che per intraprendere un'attività autonoma è necessario presentare agli uffici pubblici. Tenuto conto che ad oggi il sistema di rapporto con la pubblica amministrazione avviene attraverso piattaforme telematiche, dispositivi digitali, siamo anche abilitati al rilascio di tutto quello che occorre a livello informatico e tecnologico e digitale per queste pratiche. Ad esempio rilasciamo la PEC, la posta elettronica certificata, rilasciamo anche dispositivi di firma digitale come smart card e ad oggi l'ultimo, la novità, siamo anche autorizzati al rilascio del dispositivo SPID, che è il nuovo sistema pubblico di identità digitale. Questo è un sistema previsto per legge che oltretutto ha imposto alla pubblica amministrazione nell'anno in corso, il 2017, di dotare i propri sistemi e le proprie piattaforme di questo dispositivo di accesso che le persone dovranno utilizzare per accedere appunto ai siti della pubblica amministrazione. Questo sistema ovviamente sarà utilizzato anche dalle imprese, dal settore privato, ad esempio anche nel settore bancario, o da grandi imprese che intendono far accedere ai propri siti le persone attraverso i sistemi informatici. Lo SPID, nello specifico, è il sistema pubblico di identità digitale che ha raggiunto un livello di sicurezza tale che permette alle persone di poter accedere ai siti con la massima sicurezza. Ovviamente i livelli di sicurezza di questo sistema sono alti, elevati e quindi permettono alle persone di accedere a questi siti con la massima sicurezza. Vi aspettiamo quindi, nel caso aveste bisogno di ogni tipo di informazioni in merito, a contattare i nostri uffici per fissare un appuntamento. Grazie. Ringraziamo gli amici di CNA che insomma puntualmente tutte le settimane insomma, ci danno queste bellissime informazioni, utilissime soprattutto e sempre aggiornate. Allora cominciamo subito, Frida, comincio io da questa parte a presentare gli ospiti di questa serata perché abbiamo qui di fianco delle meraviglie, dei fiorellini
elegantissime, bellissime, sono le ragazze della Associazione Sportiva Dilettantistica Rhythmic Ravenna, accompagnate da Giada Mazzavillani, appunto, che è l'istruttrice. Ciao Giada, ben arrivata. Poi sentiremo un po' nel dettaglio, conosceremo anche queste donzelle, che meraviglia, tutte piene di lustrini, che belle che sono, mentre qua di fianco a me, un po' meno belle, devo dire, insomma, con tutto rispetto, non mi sembra, abbiamo l'Unione Sportiva Lotta Imolese con Gian Matteo Ranzi, allenatore ufficiale e bronzo olimpico del 72, complimenti. Grazie. Io sono suo amico, perfetto, e anche Simone, allenatore e atleta naturalmente dell'associazione, che poi dopo conosceremo nel dettaglio, insomma, un po' questa specialità molto bella e affascinante che è la lotta. Okay? Associazione sportiva, insomma, imolese a tutti gli effetti, e poi vogliamo andare nel dettaglio perché ho una curiosità da chiedere per quanto riguarda appunto la lotta greco-romana. Vai Frida! Poi siamo in compagnia della Soccer School, presentiamo Marco Degli Esposti che è il presidente, Giuseppe Leoncino consigliere, Cristian Foschi e Marco Bussolini che sono allenatori, ci sono anche una piccola parte dei ragazzi. Buonasera a tutti, ben arrivati. Poi siamo anche in compagnia, presento qui Andrea Minguzzi, oro olimpico del 2008, buonasera Andrea, e fai parte anche delle Fiamme Oro. Poi siamo in compagnia del Cavaliere Antonio Fenu, delegato regionale della FISIP dell'Emilia Romagna, che è la Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici. Buonasera, ben arrivato. Grazie dell'invito. E qui al suo fianco ci sono il Comitato Italiano Paralimpico, il CIP, con il vicepresidente Davide Scazzieri, che è già stato nostro ospite. Buonasera Davide. Ben arrivati. E questa sera sei accompagnato da 2 atleti di tennis da tavolo, con Luca Chiarini e Carlotta Ragazzini. Buonasera. Infine abbiamo Filippo Pepe, buonasera Filippo, ed è maestro Maurizio, non so se tu lo segui su DTV, ma lui ovviamente presenta anche un nostro programma. Lui è un ballerino a 360 grammi, adesso di ballo a tutto tondo, come si dice. Sì, è maestro della scuola Chorus Academy. Buonasera, ben arrivato. Ben arrivato Filippo, ben arrivato. So che stasera ci hai portato 2 ospiti, insomma anche qui insomma molto inerenti alla puntata di questa sera, quindi insomma vediamo anche insomma come si balla, nonostante insomma magari insomma qualcuno ha qualche disabilità, no? Quindi si può ballare. Allora, cominciamo dal CIP. Che abbiamo i ragazzi qui, che sono, abbiamo Davide Scazzieri, che ti vediamo volentieri per la seconda volta quest'anno. Grazie. Allora, sì, ti chiedo cosa è successo, Davide, perché l'altra volta abbiamo visto in piedi 1,90 m di omone. Esatto, sì, però ero seduto, perché siamo tutti seduti qua, non potevo alzarmi. No, sono qua in rappresentanza del CIP, abbiamo detto, sono il vicepresidente, però è una maglietta, la maglietta della mia società di cui sono presidente, ci sono questi doppi ruoli, che è lo Sport e Vita Montecatone. Certo. Perché comunque il CIP fa tanta attività a livello regionale, il nostro comitato Emilia Romagna comunque cerca di diffondere il più possibile lo sport paralimpico partendo dalla base, all'interno delle unità spinali e dei centri protesi, dove vanno le persone dopo che si fanno male seriamente. Assolutamente, assolutamente. Noi lo facciamo con tanta buona volontà e cerchiamo di farlo anche con professionalità. Ecco, io quindi ero a Montecatone a predicare, perché ero lì comunque da volontario, come siamo tutti, insomma, per cercare di diffondere lo sport. Certo. E poi l'8 gennaio mi è venuto un infarto midolare, un'ischemia, mi sono trovato paziente dall'altra parte, quasi messo alla prova a vedere se poi razzolavo bene, perché un conto è predicare, un conto poi razzolare. Insomma, l'esperienza è stata nuova, cioè, sai, è facile dire che è semplice vivere seduti, è un problema quando non funziona più niente dall'ombelico in giù. Poi quando un giorno ti capita dici cavolo, avevo veramente ragione quando lo dicevo, però non lo sentivo così bene. Una cosa che caratterizza, insomma, che secondo me è lezione di vita, di sport, di tutto quanto, ma anche per chi fa sport a tutti gli effetti, insomma, questo credo che diciamo gli atleti paralimpici possono insegnare, poi non so, daranno conferma anche chi fa sport diciamo a livelli diversi, l'entusiasmo, il sorriso e comunque soprattutto la capacità di reagire, diciamo, alla situazione, perché tu giustamente, insomma, l'altra volta è vero, eri in piedi, sì, avevi comunque una disabilità, sì, anche te comunque, e ti sei ritrovato qui e ancora c'è il sorriso dell'altra volta, quindi Davide, veramente... Sì. No, quello ti ringrazio. Grazie di essere qua. Sono i giorni in cui sei arrabbiato, tant'è vero che io sono qua e sono venuto insieme a Luca Chiarini e Carlotta Ragazzini, che introduco io proprio perché certo. In questa mia permanenza a Montecatone ho fatto solo 2 mesi ricoverato, normalmente c'è gente che fa anche 8, 9, 10, 23 mesi il record, ma sono scappato, non resistevo, e Luca l'ho conosciuto all'interno di Montecatone in questa mia breve permanenza e
ha iniziato a giocare da poco, si allena tutti i giorni e nonostante la sua disabilità, perché poi lui è tetraplegico, mi permetto di dirlo, è anche abbastanza grave, per me è un fenomeno, perché comunque così è difficile vivere, giocare a ping pong è facile, e è stato bello incontrarlo, è stata un'occasione per avere un nuovo atleta e appena iniziato, quindi adesso facciamo dire a lui le sue esperienze, poi parliamo di Carlotta un secondo. Tu sei microfonato, perfetto. Sì. Luca, come ti sei avvicinato al tennis? Mi sono avvicinato per caso, perché in questi 15 anni di disabilità, di tetraplegia, dopo un incidente in auto, non ho mai trovato uno sport adatto che mi potesse permettere di riavvicinarmi così con la voglia che avevo anche prima. Giocavo in porta, giocavo a calcio. Cambia un po', Beh sì, cambia molto sicuramente, però i riflessi, il tempo, ci sono tante cose che... Anche l'emozione che provi, sì, il divertimento anche l'allenarsi tutti i giorni, aver voglia di ricominciare, di rimettersi in gioco, per provare, per divertimento. Certo. Motiva tantissimo. Ecco, io vorrei utilizzare un termine perché insomma io ho imparato da una persona che purtroppo non c'è più, la Simona Neri, che utilizzava il termine dei fantasticamente abili, perché lo spirito che avete, che trasmettete, insomma, è questo, insomma, la disabilità insomma, è un concetto che andrebbe eliminato proprio come parole, quasi imbarazzante pronunciarla, perché poi in effetti, insomma, anzi, siete più di insegnamento che tutto il resto, quindi bravi, complimenti per lo spirito, per tutto quanto. Quello che a me piace tanto è essere sempre un esempio di normalità, perché se dobbiamo diventare dei superabili, magari sembrare dei fenomeni, è chiaro che un disabile qualunque che è a casa, eccetera, dice ma questi sono dei fenomeni, io non ci potrò mai riuscire. Cioè essere un bravo disabile perché ti lanci col paracadute, no, perché io non lo farei mai, per me è una roba da me. Quindi noi nella nostra semplicità, ecco, speriamo di essere un esempio per altri, per avvicinarsi allo sport e alla vita comune, non Ma star chiusi in parliamo casa. di Carlotta. Carlotta invece l'ho conosciuta a Montecatone con piacere, mentre era ricoverata. Lei, violiamo un attimino la sua privacy, lei non ha una lesione midollare procurata, insomma dalla nascita un piccolo problemino midollare che la fa camminare un po', però gioca seduta, perché comunque chi ha gravi problemi a deambulare nell'ambito paralimpico può scegliere di giocare seduti, solo dopo essere stati classificati seduti. Ecco, tra l'altro lei con dei risultati ottimissimi. Esatto, Carlotta è molto giovane, ce la dice lei l'età se vuole. E abbiamo iniziato per caso, ci ha detto ma sì dai, gli altri sport non mi piacciono, quindi faccio il tennis tavolo quasi ad esclusione, no? È stata anche molto sincera. Sì, Carlotta in realtà sei un campione, lasciamo la parola a lei, così ci racconta com'è andata. Sei anche molto umile. Sì, no, dicono che mi manca l'autostima, però sono così, quindi... Non è vero, la nasconde. Sì, anche secondo me. Ma è strappolata. Però. Esatto. Sì, no, io ho iniziato a giocare quando ero in ospedale, molto per caso, perché in realtà mi annoiavo e non sapevo cosa fare. Gli altri sport appunto non mi piacevano molto, quindi ho detto vabbè, giochiamo a ping pong. E alla fine mi sono appassionata e è bello perché io non avevo mai fatto uno sport veramente. E invece è bello perché comunque è una cosa che sai che puoi sempre fare nei tuoi momenti liberi e poi impari comunque anche a dedicarti a qualcosa, perché sì, io ho 15 anni, quindi ho ancora tante cose da imparare. Sei una cucciola. Adesso intanto stai insegnando tanto, secondo me, lo sai, tu secondo me stai insegnando molto a chi ti è attorno, a chi ti è vicino, quindi complimenti. Dove approfondiamo un po' anche la sua storia da campionessa e conosciamo invece, così facciamo la carrellata di tutti già nella prima parte, il cavaliere Antonio Fenu, che è delegato regionale della FISIP, che fa sempre parte del CIP, ma gestisce quello che sono gli sport invernali paralimpici. Dico bene, cavalier Fenu? È corretto, la FISIP è piuttosto recente, addirittura io peraltro con Davide sono un componente della giunta del Comitato regionale paralimpico che abbraccia tutte le discipline, a differenza di quello degli sport invernali di cui mi occupo io. La FISIP diventa da febbraio di quest'anno un ente di diritto pubblico, e quindi con una serie di innovazioni. Sostanzialmente la FISIP è la federazione che è stata delegata al Comitato Italiano Paralimpico alla gestione delle attività sportive invernali. Questo nella sintesi più stretta. Che tra l'altro lei, cavaliere, è anche membro della giunta regionale, mi diceva prima.
Sì, insieme a Davide, la Presidente, anzi ne approfitto per salutare, per portarvi i saluti della professoressa Melissa Milani, che peraltro a Bologna molti la conoscono perché è una docente all'Università di Scienze Motorie. Abbiamo questa squadra con un'eredità morale piuttosto importante, perché il Gianni Scotti, defunto da 2 anni, ha portato avanti il mondo paralimpico, che è il messaggio. Poi, io sono felice che mi abbiate chiamato per il fatto che ci siano i ragazzi qui, poi magari se c'è un momento certo, vi dirò approfondiremo, anche perché c'hai delle cose belle, interessanti insomma da far vedere, quindi volendo abbastanza. Ne approfittiamo. Poi abbiamo Andrea Minguzzi, che conoscono ovviamente tutti. Perché l'hai presentato tu, per esempio, perché Andrea così, Minguzzi? perché io sai non so, arriva il figaccione di turno, no, io ero già qua pronto io, perché era un onore avere Andrea Minguzzi qui, arriva la Frida, ma subito. scusa, qualcosina ma mi ti devi potrai scusare, lasciare? ma potrai fare queste cose qua, non lo so io. Allora, Andrea, la tua carriera, com'è cominciata? Cominciata molto tempo fa, da bambino. Ho iniziato a far lotta con mio padre, che è stato il mio primo allenatore, a 6 anni circa, poi sono cresciuto in altre società più importanti come Faenza, per poi finire nel 2004, dopo le Olimpiadi di Atene, alle Fiamme Oro, dove ancora faccio parte del gruppo sportivo. E nel 2008 ho vinto le Olimpiadi a Pechino e qualche mese fa, un mese e mezzo fa, ho fatto l'ultima mia competizione lasciando le scarpette sulla materassina. Sì, io ho visto il video, anni. Penso che tantissimi, insomma, soprattutto i molesi, perché tu poi sei molese, hanno un pochino pianto per quel momento, Andrea. Vabbè, no, prima o poi deve succedere, certo, perché è un campione, insomma, prima o poi devo veramente andarmene a casa anch'io, quindi. Ma diciamo che la lotta è una specialità che qua da noi comunque prende tantissimo, è una specialità che è prettamente del nostro territorio. Lo vorrei chiedere anche a Simone, allenatore dell'Unione Sportiva Lotta Imolese, perché comunque c'è una bella tradizione qui da noi. Come mai, Simone? Ma sì, allora in Emilia Romagna domina la greco-romana, abbiamo altre zone come magari nel nord, in Liguria, c'è più lotta libera. Da noi è proprio tipico lo sport della greco-romana, che ha un alto livello. Ecco, diciamo la differenza, lotta libera, lotta greco-romana. Allora, è una differenza di regolamento, nella greco-romana non possiamo andare a prendere le gambe dell'avversario, mentre nella libera si può. Ok. Diciamo che fondamentalmente lo scopo è sempre schienare l'avversario, metterlo spalle a terra. Certo. Poi ovviamente i punti vengono distribuiti e assegnati in maniera simile, ma non uguale. Ma non uguale, certo. La libera viene praticata anche dalle donne, esiste la lotta femminile che è la libera, mentre la greco-romana è appannaggio esclusivo degli uomini. Ha una richiesta fisica maggiore, un bisogno di prestanza superiore a quello della libera. Certo. E è un ottimo sport, ti costringe ad allenare l'acrobatica. Fa bene a 360 gradi, vero la lotta? Fa bene, sì. Dopo avrete, spero, l'opportunità di vedere Saverio e Mirko all'opera e vedrete due atleti. Vediamo qualcosa. Da quanti anni esiste l'associazione imolese della lotta? L'associazione esiste dagli anni 70, ma abbiamo avuto una nuova gestione. Il presidente Lorenzo Panari ci ha dato la possibilità di rivoluzionare un po' la società. Certo. Da circa 1 anno e mezzo abbiamo implementato lo sport del grappling e dell'MMA all'interno della lotta, che sono discipline riconosciute dalla United World Wrestling, che è l'organizzazione che si occupa di tutti gli sport di lotta nel mondo. E tramite l'aiuto di Matteo e di altri collaboratori stiamo costruendo una buona squadra di ragazzi e grazie a una buona intuizione di Saverio, il ragazzo alle mie spalle, si è creato un gruppo di bimbi. Siamo partiti con solo 2 bambini, ora siamo già oltre i 20. Stiamo costruendo un piccolo vivaio, sì. Perfetto. Dopo lo vediamo perché è bella, è uno sport veramente bello. Come bello il calcio, qua da noi anche il calcio, insomma, però lo presentiamo in maniera diversa questa sera, vero Frida? Sì. Allora, Social School, voi avete un motto, chiediamo anche al presidente Marco Di Esposta e al consigliere Giuseppe Leoncino, per i campioni che non si fermano mai. Che cosa vuol dire? Facciamo altro che dare la possibilità a questi ragazzi, dopo le attività classiche calcistiche, perché chiaramente mirato al calcio, abbiamo creato questi camp estivi. Quest'anno ci fermiamo a Imola, siamo fermi a Imola al Mulino Rosso, abbiamo 3 settimane e appunto in queste 3 settimane diamo la possibilità a questi ragazzi di continuare l'attività calcistica anche oltre quello che giustamente fanno. E chi è che ha avuto l'idea di ovviamente creare questa accademia?
è venuta un po' da noi in base chiaramente alle nostre anche necessità, perché chiaramente capirai che come tutti i camp estivi sono chiaramente dedicati a quelle persone che chiaramente non hanno possibilità dove appoggiare i bambini, i ragazzi, certo. E quindi abbiamo pensato bene di continuare la loro attività con queste strutture. Frida, allora, visto che se tu mi dai una mano a far preparare con Filippo i ragazzi dopo, intanto sentiamo quello che è la ginnastica ritmica dalla voce della splendida Giada Mazzavillani, ragazza giovanissima anche lei, che parliamo un pochino dell'ASD Rhythmic Ravenna. Da quanti anni esiste questa associazione? Noi siamo giovani, siamo da 5 anni in piedi, però siamo un team di insegnanti che insegnano veramente da tanto tempo. Abbiamo 250 ginnaste, in 5 anni siamo riuscite a metter su. Vieni più così perché, esatto. Molte ginnaste, dai 3 anni, anche 2 anni e mezzo, fino ai 20 2 anni. anni e mezzo? Sì. 2 anni e mezzo sì. È interessante. Sono insomma, piccoline, quindi... ma sono fortissime, sono bellissime. Ok, perfetto. Diciamo, ci vogliono delle caratteristiche particolari per, diciamo, avvicinarsi a questa tipologia sicuramente l'elasticità. Il corpo deve essere molto elastico per fare questo sport, però noi diamo la possibilità con la nostra società di fare questo sport per tutti, nel senso che abbiamo le agoniste di alto livello, andiamo a partecipare ai campionati di alto livello, ma riusciamo a far fare tutte qualcosa. Tutte qualcosa, dopo mi farai vedere qualcosina. Certo. Poi sta arrivando anche la titolare poi della palestra, la Romina che sta arrivando. Allora, siamo pronti? Allora, Maurizio, siamo pronti? Sì, facciamo intanto già entrare. Ecco, ci vuoi presentare, Filippo, cosa vediamo in questo momento? Intanto i ragazzi possono entrare. Allora, abbiamo 2 bellissime coppie, Gianalberto e Elisa, e Jader e Alessia, che ci faranno il ballo in carrozzina. E come sai benissimo, Maurizio, fai partire la musica intanto. Quello di portare avanti questa cosa qua anche a livello sociale, non solo nelle gare, riuscire a organizzare anche serate con La novità è proprio questa, quindi adesso vediamo le esibizioni. Si alzano un po' la musica, sentiamo anche noi in studio perché con la musica ballano meglio. Something, cause I'm wondering if it's nothing at all. Can't let it go. But to think that I've been running after something that's been here all along. There is something about my eyes that I know, that I love. Find a way just to make her mine. And I know I'm gonna pay a price. For your life, she'll make you a slave all through the night. She'll love you dancing for your life. She'll make you a slave all through the night. She'll love you dancing for your life. Fantastico, bravissimi. C'è un altro pezzo, vero? Gianalberto. C'è un altro pezzo che invece questo Filippo è presentato da Jader e Alessia. Comodatevi pure Jader e Alessia. Loro che cosa fanno invece? Sono sempre ballo in carrozzina. Però come genere, ecco, è diverso. Vai con la musica. Vediamo. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where it starts. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, and that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All the time I was finding myself, and I didn't know I was lost.
Eccoci qua di rientro dopo questo breve stacco pubblicitario. Ragazzi, complimenti, ma conosciamo la ballerina, ti chiami? Elisa. Elisa, da quanti anni è che balli? Quanti anni sono? 2 e mezzo. 2 e mezzo, complimenti, la tua passione del ballo, vedi, riesci a portarla tranquillamente avanti e trasmetti veramente tanto entusiasmo. Complimenti, ciao tu. Grazie. Ti chiami? Yader. Yader, da quanti anni tu hai deciso di cominciare il ballo? Da un paio d'anni, sì. Lei è sempre la tua ballerina? Sì. Complimenti, sei un buon gustaio, anche vedo, quindi non ti fai mancare niente. Ti chiami? Alessia. Complimenti Alessia. Grazie. Per gli occhi, invece? Gian Alberto, complimenti, bravissimi. Voi ballate, ragazzi. Siete ballerini fissi loro? Sì. Anche gli insegnanti loro. Fate anche delle gare, come funziona? Sono anche campionati? Cominceremo a luglio al campionato italiano. Bellissimo. Sì. A Rimini, come prima tutti gli anni. esperienza, sì, a Rimini, assolutamente. Quindi... Sì, Ottimo, bocca al lupo ragazzi. Ok, bravi, complimenti, vi lasciamo andare. Filippo, adesso devi spiegare questa scuola velocemente. Dov'è l'Accademia? Scuola Chorus Academy è a Villanova di Castenaso, sì. È una bellissima scuola che fanno danza a 360 gradi e sono partiti con questo bellissimo progetto. Ne approfitto per salutare la maestra Francesca Mazzatorati. Certo, salutiamo, anche noi ringraziamo per aver dato disponibilità ai ragazzi e ai maestri, insomma, di essere qua con noi. È un piacere, un onore averli nelle puntate che portiamo avanti. Ragazzi, in bocca al lupo per tutto. Filippo, noi ci vediamo per la prossima settimana perché abbiamo qualcosa di grande da fare, Ok, bene, grazie mille. Allora abbiamo in linea Marco Antuzzi, il nostro coach per eccellenza. Marco, ci sei? Sì, buonasera a tutti. Ciao, stasera seratona, tanti ospiti, serata veramente incredibile. Stasera parleremo di una tecnica, Marco, che a me piace un pochettino, lo sai che tu l'hai fatta apposta, la tecnica del sandwich. No, tu non puoi dirmi sta cosa qui a me. Io non ho parole, Marco, mi remate contro tutti e due. Cos'è questa tecnica del sandwich? Tra l'altro, Marco, tu la prossima settimana sei qua in studio e noi verrai finalmente a trovarci e anticipiamo questa tecnica del sandwich. Di che cosa si tratta, Marco? Allora, questa è una tecnica che serve per fare delle critiche in maniera funzionale, perché noi spesso siamo abituati a criticare le persone senza suggerire un cambiamento del comportamento e quindi queste critiche non servono a nulla. Questa tecnica ci permette di criticare la persona per il suo comportamento, non per la sua identità, e suggerirgli come superare il comportamento inadatto. Funziona così. Si fa un complimento sull'identità, quindi per esempio posso dire Maurizio, tu sei un grande lavoratore, poi si fa una critica sul comportamento, però non sei riuscito a consegnarmi in tempo la relazione di lavoro, poi si fa un nuovo complimento sull'identità e un invito all'azione, ma proprio perché sei un grande lavoratore sono sicuro che entro domani riuscirai a consegnarmi una relazione valida coi fiocchi. Tutte tecniche induttive. Ho trasformato la critica in un invito a cambiare il comportamento. È bellissima, bellissima. Costruttiva, vero Marco? Sì. In questo modo. Tutti questi ma però che metti. Se stessa non serve a nulla. Ti faccio una domanda, Marco. Tutti questi ma però che hai messo servono poi a indurre poi a fare questa azione che dicevi tu. Abbiamo visto che il ma e il però cancellano praticamente quello che si sta dicendo in quel momento. Esatto. Questa tecnica infatti ha anche il potere che siccome noi mettiamo la critica tra due complimenti, la mente tende a ricordare sempre l'inizio e la fine delle esperienze, quindi la critica che sta al centro passa inosservata a livello emotivo e la persona quasi non la ricorda più alla fine. È percettibile. Marco, ti adoriamo, ti vogliamo qua, vorremmo fare una trasmissione solo di tecniche di coach, bellissime, strepitose. Coach, comunicazione efficace e persuasiva. Ti aspettiamo la prossima settimana. Sì. Qua da noi in studio, prepara qualcosa di bello che facciamo con tanti ospiti. Ti ho preparato una serata veramente straordinaria con tante belle donne anche, dai, Marco, diciamolo, veramente, ok, quindi passo io. non ti fermo manca niente. A venerdì. Ciao Marco, grazie mille, grazie. Ciao a tutti, ciao. Allora, facciamo il piccolo corso sì, vengo anche io di qua. Ma cosa stai seguendo? In realtà voglio andare vicino a Fabrizio Luglio. Ciao Fabrizio. Anche se siamo a maggio ancora, sei già avanti di 2 mesi. Vabbè, insomma, lo sapevo che la faceva questa battuta terribile. Ecco, però, detta questa, cantante, ballerino. Elena, avete collaborato, cosa avete fatto insieme? No, vuole prima parlare di lui, non hai capito? No, io gli c'hai un foglio, ma quel foglio andrebbe letto, lui vuole parlare di lui. Parliamo della tua carriera artistica. Per il microfono. Sì, è meglio. Allora, sì, ciao.
Senti, io sono un cantautore, cantante, suono, anche accompagno diversi gruppi, ho un progetto mio cantautoriale, sono venuto già qua a trovarvi qualche mese fa per presentare il mio disco, però in realtà stasera sono in un'altra veste, accompagno Milena. Vedi, Maurizio. Abbiamo fatto un brano insieme, una cover, io sto facendo, è stata un'idea così buttata un po' per aria che poi invece ha avuto abbastanza successo. Ovviamente Milena l'hai conosciuta grazie a noi, grazie a DTV immagino. In realtà no, in realtà la conoscevo già perché io collaboro con un'associazione culturale di Bologna che si chiama Real Sound, dove Milena aveva registrato delle canzoni, per cui... Ma sai che Milena a noi non ci dice niente, cioè noi l'abbiamo presa così, cotta e mangiata, come si dice, ma lei ha tutti questi agganci, ma sì, infatti è incredibile. In realtà lei è famosa e noi non lo sappiamo ancora. Infatti, vedi, tu dicevi che sei troppo, lei è uguale, lei non dice niente, sta qua zitta zitta, vedi che alla fine poi le cose... Fabrizio, quest'idea di video cover che è nata, spieghiamola in concreto, che cosa avete fatto? Allora, l'idea nasce inizialmente proprio voler fare ogni mese una cover diversa con un cantante, una cantante diversa. Questa cosa è stata recepita bene sui social, perché poi ognuno propone il brano ai suoi amici, si è creata una bella rete di persone che seguono la cosa. E appunto tutti i mesi proponi una cover una sorta diversa, del calendario, no? Il famoso calendario musicale che tu fai tutti i mesi. Io sono il mese di maggio. Tu sei a maggio. Ok, dopo vediamo questa cosa che è veramente molto bella, quindi insomma vi aspettiamo. Prima preparatevi qualcosina, che un minutino qualcosa prima del video vogliamo sentirvi anche live, è vero? Che tu ami il live. Un'anticipazione, Milena, com'è stato lavorare con Fabrizio? Dici. No, molto bello. Fabrizio è una persona molto seria, disponibile, quindi no. Bello. Bene, ottimo. Bene. Allora ritorniamo qua dai nostri amici, dai nostri amici insomma atleti a tutto tondo. Parliamo un po' del tennis da tavolo, no? Giusto questa specialità. Come ci si muove con, diciamo, attorno al tavolo del ping pong? Allora, Davide. Tennis tavolo o anche ping pong, se qualcuno preferisse, non è un problema. Allora, intanto a livello paralimpico abbiamo 10 categorie, 5 in piedi e 5 seduti. Nelle 5 in piedi si gioca in modo equivalente ai normodotati in base al proprio handicap. È chiaro che chi non può correre non corre. Seduti abbiamo 5 categorie, 3 paraplegiche e 2 tetraplegiche. È chiaro che io lo sto toccando con mano, cambia tanto fra il giocare in piedi, che ho giocato circa una ventina d'anni, e il giocare seduti. Il giocare seduti è molto tattico, strategico, non ti puoi muovere, quindi una pallina che non puoi toccare perché non ci arrivi è una pallina d'oro. Esatto, sì, è drammatico se la ricevi. Fantastico se la riesci a lanciare. Ci si allena tantissimo, è molto strategico, bisogna usare molto la testa, l'intelligenza, la freddezza, non è facile, io lo vedo adesso, magari lui ha 15 anni che è così, si è abituato, io mi sento costretto ancora, magari prima avevi la tua posturologia, ti muovevi, perdevi tempo magari raccogliendo con un po' più di lentezza la pallina per concentrarti, famosi 8 secondi prima del servizio per scaricare l'adrenalina che usano anche i tennisti professionisti, tanti fattori, e ci vuole tanto allenamento. Si può parlare di sportivi, dopo che lo leggevo sulla Gazzetta e Andrea secondo me lo condivide, dopo che fai 1000 ore di sport all'anno puoi considerarti uno sportivo, uno che pratica sport, se no sei un amatore, insomma. 1000 ore di sport, questa è la regola dello sportivo professionista, Andrea, veramente? C'è un po' questa, lo sapevi? No, beh, lui sicuramente, lui immagino. Sì. La regola delle 10.000 ore per diventare un atleta, quindi 10 anni di 1000 ore all'anno. Ecco, quindi questo è un po' l'essere un professionista, diventare un professionista. Esatto. Di fianco quelli del socio era una bella gavetta davanti, perché sono lì che stanno, voi che dovete tirare su piccoli campioni, che dopo li andiamo a vedere, cioè ce n'è ancora un po' da fare, che dici? Sì, abbiamo ancora da correre, noi sicuramente. Insomma, direi tanto, insomma. Quindi se non sapevo questa regola qui così, è vera, Luca la sta applicando, Carlotta un po' meno, però ci si avvicina, insomma, adesso è a tempo, esatto, sì, però è chiaro, è come tutti gli sport, adesso magari il nostro è molto diverso rispetto al suo, il nostro se perdi non ti fai male, insomma, il suo rischi, il suo avversario ha volato vincendo l'argento, l'ha fatto saltare per aria. E quindi però è chiaro che devi praticare ogni disciplina, a parte gli scherzi, ma con una grandissima costanza, dedizione, intelligenza. Quante ore vi allenate, ragazzi, al giorno, per sapere più o meno? È una domanda imbarazzante, potete anche dire una bugia, non è un problema. Mentite spudoratamente, soprattutto te che sei un po' birichina secondo me queste. Io personalmente sono 3 mesi, non di più, che ho cominciato a giocare e ho voglia, c'è la possibilità, perché la possibilità c'è 4 volte a settimana.
2, 3, 4, dipende dalle sere che ho libere, dipende 2, 3, 4 sere a settimana. 2, 3, 4 sere, quante ore a sera? Un paio. Un paio di ore. Sì, noi come società Lo Sport e Vita Montecatone ci siamo messi nel nome perché comunque ricordiamo che è una struttura importantissima il Montecatone per, insomma, appunto per riabilitare chi ha avuto traumi abbastanza pesanti. Fare in modo che non ci si fermi dopo il trauma. Fondamentale. Vero, poi una pausa ci sta, per l'amore di sé, arrabbiato, adesso io sto sorridendo, ma stamattina incazzato come una pantera. Scusate, siamo in diretta, però si può dire abbastanza bene, però è così. Però prima te la fai passare meglio è, insomma, poi è chiaro che è la solita cosa, si predica e poi si deve razzolare. Carlotta, tu invece quando inizi ad allenarti allora? Facciamo la domanda un po' inversa. Sì, io diciamo che non mi sto allenando tanto, soprattutto per la scuola, perché comunque prende tanto tempo la scuola, ecco. E quindi quest'estate cercherò di rimediare, però comunque vengo a allenare a Imola appena posso e poi a casa ho un tavolo dove posso allenarmi per i servizi e poi sì, anche con i miei genitori comunque, non mi allenano come un allenatore vero, però mi fanno giocare, ecco. Brava. Ottimo, allora, importantissimo. Cavaliere Antonio Feno, io vorrei precisare che lei è l'ex maresciallo della finanza. Sì, non tenertelo buono subito perché è l'ex maresciallo. Vedi come sei? Poi è stato istruttore di sci ed è diventato poi delegato regionale della FISIP. Com'è questo percorso un po' così strano? Come mai così? Sostanzialmente devo collegarmi alle parole che ho sentito da Davide e dai ragazzi e pregherei i ragazzi cosiddetti normodotati di ascoltarmi con attenzione perché la parola inclusione vuol dire anche coinvolgervi. Certo. Arriva al comando della Guardia di Finanza una lettera a chi voleva fare l'istruttore di sci per ragazzi non vedenti con chi avesse delle capacità sciistiche. Sta cosa ha sorpreso e stupito un po' tutti, me per primo. Io peraltro parlo, a differenza loro che vivono l'handicap, mi chiedo e non so darmi una risposta del perché io faccio questa cosa qui e non trovo una risposta e di per sé il non trovare una risposta di per me è già sufficiente. Nasco, mi avventuro in questa cosa e faccio l'istruttore di sci per ragazzi non vedenti. Quindi ci siamo avvicinati ovviamente partendo come istruttore di sci. Lasciatemi dire una cosa, l'istruttore di sci per ragazzi non vedenti significa staccare il cordone ombelicale alla mamma di un ragazzo, tu diventi la sua voce, diventi la sua vita, diventi la sua anima e la soddisfazione più grossa è portare un ragazzo a farlo rientrare a scuola e sentirsi dire dove sei stato, sono stato a fare la settimana bianca. A me scendono le lacrime qualche volta. Mentre io vi sto parlando, sto facendo andare alcune immagini che fanno parte anche della trasmissione di oggi, perché ho preso qualcuno di voi mentre la danza, eccetera, eccetera, ho fatto questo collage che si vede magari mentre io parlo. Mentre vanno le immagini, se qualcuno riesce a inquadrare, il logo paralimpico... Gira alla destra, Antonio. Volevamo appunto soffermarci anche su appunto la spiegazione del logo paralimpico. Il logo paralimpico, se ci fate caso, è un simbolo dove al di sotto ci sono 3 gocce. Ecco, queste sono le immagini dei ragazzi di danza che hanno fatto prima la danza. Il logo paralimpico, che lo trovate andando avanti poi nelle immagini... Che sono 3 gocce, mi dicevi. Sono 3 gocce che nascono in Sud Corea ed è un lagos, cioè un logo... Ascoltatemi ragazzi, che significa, queste 3 gocce significano... Però se non conclude ci tagliano, dove non arriva... Ti dico, finito, dove non arriva il corpo arriva la mente, e dove non arriva la mente arriva lo spirito. Queste 3 parole sono... Quindi questo è il motto principale. Questo credo che sia un motto per la vita, questo che sia un motto per la vita in generale a 360 gradi, per chi fa sport che poi è trasferito poi di conseguenza, insomma, non a caso chi è nello sport è insomma abile, arruolato, bravo, ha dei risultati, poi insomma nella vita comunque insomma di tutti i giorni ottiene, non dico sempre, ma molte volte quello che uno vuole. Ragazzi, 10.000 ore per essere atleti. Qua abbiamo i ragazzi del soccer che... Tu ti chiami? Cristian Foschi. Allenatore? Sì, allenatore. Cristian Foschi, giovanissimo. Invece tu? Marco Bussolini. Allenatore? Sì. 2 allenatori. Come allenare che esperienza è in questa accademia, come allenare questi ragazzi? Beh, è una bella esperienza perché comunque diamo la possibilità di far giocare i bambini anche quando non ci sono le attività durante l'annata, quindi diciamo anche durante la pausa natalizia e durante la pausa estiva che le società fanno degli stacchi da maggio fino a settembre. Fate una selezione di questi ragazzi o si iscrivono? No. Quindi non viene fatto in base al talento, ma chiunque può iscriversi naturalmente in questa accademia. Assolutamente chi ha naturalmente l'amore per il calcio. Conosciamo velocemente il nome? Mattia. Nicolò. Jacopo.
Francesco. Arrivo. Tu ti chiami? Andrea. Andrea, bravissimo. Età media? Ma noi qui? Sì, questi qui oppure anche nell'accademia. Nell'accademia dai 6 anni fino ai 12 anni. Dai quindi 6 dal anni 2011 fino al 2004 abbiamo le iscrizioni aperte e tutti i bambini che vogliono partecipare si possono iscrivere, sia quelli che fanno già parte di una società sportiva che quelli che non hanno mai praticato il calcio ma vogliono approcciarsi e quindi iniziare a giocare a pallone. Ragazzi, voi siete una sorta di ritiro, vi ha messo qua di fianco queste donzelle, più o meno, non le guardano neanche. Non si devono Questi sono i distrarre, professionisti Maurizio, futuri. sono allenati. Questi sono i professionisti. Ci fai fare un po' di evoluzione a queste belle ragazzine? Riusciamo, mentre spieghiamo un po' quella che è la ritmica a 360 gradi, le vediamo volteggiare, che sono di una bellezza unica, poi conosciamo anche loro, perché vogliamo sentire, vogliamo dare anche importanza a loro. Tieni pure sempre il microfono vicino, però potete andare, esibitevi voi a corpo libero come volete. Ecco, il regolamento, cosa si guarda, diciamo, quando un giudice, diciamo, deve giudicare queste ragazze che fanno questi esercizi difficili? Allora, innanzitutto oggi non abbiamo portato gli attrezzi perché la ginnastica ritmica fondamentalmente è fatta di attrezzi. Certo. Solo che il poco spazio rischiavamo di rompere qualcosa e abbiamo evitato. I giudici guardano quindi come si muove l'attrezzo, come questo si lo facevo muove anch'io, ragazzi, questo qui anch'io ero portato, era il mio numero preferito, scusami. Niente, bisogna essere molto eleganti, certo. Elastiche come abbiamo detto prima e avere una buona tenuta di corpo, avere una buona muscolatura. Quindi che poi si acquisisce però col tempo queste cose certo, qua. È un allenamento a 360 gradi, la ginnastica ritmica sia di coordinazione, corpo, attrezzo. Questa è piegata in due. Perfetto, questi artrosi, problemi di artrosi, ragazzi, voi non ne dovreste avere. Ecco, le gare come, naturalmente ognuna ha il suo numero, c'è una musica da seguire, vero? Certo, di solito è un esercizio individuale o a squadra, oppure anche a coppia, terziglia, dopo dipende. Certo, che benefici dà per esempio la ritmica? Perché è un'eleganza strepitosa, si acquisisce, vero? La ritmica per me dà tantissime cose, ti insegna prima di tutto a stare con le compagne, perché non è solo uno sport individuale, ma è molto principalmente uno sport di squadra. Ti insegna a coordinarti molto con l'attrezzo e quindi nella vita, con qualsiasi cosa con cui avrai si vede anche fare. Quando si va a fare la spesa, che comunque hai fatto qualcosa che non è magari... C'entri il carrello della spesa che è una meraviglia. Wow, così, volando, oppure prego, vado alla cassa e mi dica, prego, buonasera. È fantastico, sono meravigliose queste qui. Età media queste ragazze che sono qua? Loro hanno dagli 8 ai 12 anni, 12 perché anni, sono le bambine che iniziano a fare le gare, queste qui sono le più piccoline, certo. Prima degli 8 anni non si può. Quante categorie ci sono nelle gare? Più o meno? Tante. Quest'anno è cambiato un po' il mondo della ritmica, ci sono principalmente 2 categorie, i gold, che sono queste bimbe che vedete. Sì, perfetto, non è che ci arrestano per maltrattamento, si piegano in due, benissimo. Loro sono così di natura, perfetto, non li abbiamo fatto male. Fate fare tutte e tre, così vi vediamo tutte e tre insieme, forza, così chiudiamo il giro, vero? Avete già fatto tutto? Avete fatto tutto, perfetto, e non ero attento, adesso l'anzianità. Ci vediamo dopo che ci conosciamo. Ragazzi. Io vorrei vedere Ranzi però fare questi numeri qua. Io sono proprio qui per chiedere... Mi trovo un po' in difficoltà. Io vorrei vedere i ragazzi, ovviamente la lotta, se sono capaci e se sono così snodati. Ragazzi, Simone, cosa dici? Hai preparato qualcosa? Che cosa possiamo vedere, Simo, di questi allora, ragazzi? Abbiamo 2 atleti che adesso ci faranno vedere qualche colpo tipico della nostra specialità. Spogliatevi con calma perché Frida è già guarita, che voi non avete neanche un'idea. Quindi... smettila. Eccolo qua, rosso e blu, perfetto. Potrei ci illustri tu chiamarli. però tecnicamente cosa sta succedendo. Allora, innanzitutto vorrei dire che la lotta è uno sport veramente primordiale, è una cosa abbastanza istintiva e naturale. Fin da piccoli, quando giochiamo con i nostri amichetti, giochiamo alla lotta. Bisogna fare attenzione ai bambini. Nella greco-romana si fanno proiezioni di questo genere, che sono proiezioni ampie che ci permettono di guadagnare punti, ci permettono di dominare l'avversario, lottano sulle prese per cercare di sbilanciare, portare a terra in questo caso il nostro avversario, ma non farlo volare. No. Allora, durante il riscaldamento, che di solito nelle fasi di allenamento è piuttosto lungo, noi impariamo a cadere, impariamo a fare tutto questo limitando al massimo i danni, portandoli quasi a zero, diciamo. La materassina attutisce molto. Però, Simone, non c'è nessun tipo di, ovviamente, di protezione, niente. No, non abbiamo protezioni, tranne in qualche caso il paraorecchie o il paradenti. I paraorecchie perché... E una muscolatura
allenata a tutto questo. Le scarpe sono fondamentali per evitare pestoni e per aiutare il grip sulla materassina e ovviamente la materassina. Ma a che età ci si avvicina a questo sport? Allora, questa lotta olimpica greco-romana e libera si comincia fin da piccoli, si comincia dall'età in cui ha iniziato Andrea e forse anche un po' prima. Noi prendiamo bambini dai 5-6 anni che fino ai 9 non fanno realmente la lotta, ma imparano a fare cadute, tutto quello che serve per l'acrobatica, che poi ha un avviamento allo sport. Poi dai 9 anni cominciano a fare tutto questo. Allora, da ignorante ovviamente, perché la lotta proprio non mi appartiene, Facciamo però provare Frida a fare non ci penso proprio. Magari ce la leghiamo di torno. Direi un piccolo applauso ai ragazzi che hanno volato per noi. Bravi ragazzi, complimenti. I ragazzi sono Saverio, pluricampione assoluto italiano nella sua categoria. Mirko è reduce dalla vittoria del campionato italiano junior da pochi giorni. Complimenti. Sono atleti quasi professionisti, diciamo. Sì. Quindi il futuro, diciamo, è proiettato in alto. Insomma, Mirko, se non si perde lungo la strada, è nel progetto olimpico per Tokyo. Sì. Bocca al lupo, ci farai sapere. Volevo chiedere anche, ci vuole una prestazione anche fisica di base, ma anche tanto allenamento, credo, in palestra si sviluppa. Si sviluppa col tempo. Cosa ne pensi di questi ragazzi, da esperto, Ranzi? Il top, mi gusti momentaneamente, siamo già al top, diciamo così. Quindi insomma siamo già... Ci aspettiamo da lui grandi cose. Dopo sentiamo da Andrea quello che consigli si può dare a un atleta che ha questi obiettivi importanti, perché credo sia sentire la voce di uno che ha vinto e che ancora sulla solo cresta dell'onda, insomma, è importante, insomma, i consigli che può dare agli atleti. Ed è importante anche sentire, insomma, i nostri amici. Cosa ci fate? Meglio cantare. Possiamo fare un'evoluzione, tanto resti bene a fare queste evoluzioni qua. Una cosina, dai, ascoltiamo volentieri. Facciamo sentire Amy Winehouse. Back to Black. La casa del vino, giustamente. Amy Winehouse, d'altra parte. He'll have no time to regret, kept his lips wet with his same old safe bet. Me and my head high and my tears dry, get on without my guy. You am back to what you knew, so far removed from all that we were untrue. And I tirade a troubled tract, my odds are stacked, I'll go back to black. We only say goodbye with words, I'd add 100 times. You go back to her and I go back to as I love you much is not enough that you love, and I love Puff. And life is like a pipe, and I'm a tiny penny rolling up the walls inside. We only say goodbye with words, I'd add 100 times. You go back to her and I go back to her. We only say goodbye with words, I'd add 100 times. You go back to her and I go
black, black. I go back to, I go back to. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to black. Particolarmente scatenata stasera. Fabrizio, gli fai un effetto doping. Bene, cos'è successo questa sera? Ti vedo è più carica del solito. Cos'è l'emozione di avere qua il musicista? No, è che la musica dal vivo è tutta un'altra cosa. Mamma mia, ragazzi, che pelle d'oca. Infatti aveva detto facciamo un minutino è merito di Fabrizio. Il video dopo, invece dai, veramente ve l'abbiamo fatta far tutta perché un pezzo molto adatto alla sua voce. Vero, una voce potentissima. Grazie. Che dici questa ragazza, Fabrizio? Molto facciamo anche il calendario di agosto con facciamo un calendario. Finora ammetto che è il video che ha fatto più visualizzazioni in assoluto. Davvero, davvero? Insomma, poi c'è la figura, la presenza, tante cose. Bravi, dopo vogliamo vedere il video, ce lo gustiamo tutti al rientro dal TG, perché insomma vogliamo anche noi promuoverlo, perché insomma siamo veramente contenti, poi insomma sei della nostra famiglia, lo facciamo veramente stravolentieri. Lottatori del mondo, cosa ne dite della Milena? Che dite? Tanta erano roba, incantati, Maurizio. Tanta roba veramente, è promossa a voti Io li ho visti, la guardavano con molta attenzione. Esatto, non si teneva, gli scappava l'ormone. Allora, Andrea, vorrei chiederti un paio di domande. Qual è la condizione per diventare campione, secondo te? La condizione per diventare campione è quello che abbiamo visto anche oggi, è fare lo sport con amore e usarlo come mezzo di divertimento, un mezzo di miglioramento per quello che è. Lo sport serve a questo, per il sociale, per unire persone, per divertirsi, per fare qualcosa che gli piace, per capire che ci può sempre migliorare, qualunque sia la propria condizione, qualunque sia la propria ambizione. Assolutamente, quindi il consiglio che comunque vogliamo dare anche a casa appunto ai ragazzi è di non focalizzarsi sempre solo sul risultato, ma è comunque un allenamento a 360 gradi per poi ottenere un obiettivo totale. Se uno ha la fortuna di diventare talmente bravo, di fare di quello che è la sua passione, anche il suo lavoro, come ho avuto io, quindi diventare professionista, avere uno stipendio per fare questo, poi è un più che bisogna sfruttare, cercare di dare il massimo, quindi dopo diventa anche, tra virgolette, un lavoro, ma anche una sembra sfida. Anche male chiamarlo lavoro, perché io ho sempre fatto quello che era diventa un po' una sfida anche contro se stessi. Ti voglio fare una domanda, Andrea, che casualmente Frida ha fatto una domanda che mi ha stimolato, cioè abbastanza bella, insomma. Cosa vuoi? No, io casualmente, insomma, perché io non le faccio mai domande brave, belle, intelligenti, interessanti, vero? Ecco, ha detto quanto magari è importante focalizzarsi sull'obiettivo. Infatti ha detto una cosa molto interessante: quando uno diventa un campione, è un campione, ha il potenziale per diventarlo, oppure l'obiettivo è una conseguenza di un lavoro fatto bene fino al raggiungimento poi del risultato. Beh, a certi livelli non so se hai capito la domanda, no? Marzullo, era una domanda da Marzullo questa. No, potrebbe essere anche la domanda di Frida, sì? Okay. È più importante l'obiettivo o l'obiettivo è più importante per te? Questa è la supercazzola da Marzullo. È un connubio di due cose. No, non so se è importante, perché a volte si cerca talmente tanto di arrivare lì e più lo cerchi... Non mi fai più rispondere però. No, volevo farmi spiegare, se no... Certo. Bene, andiamo avanti, no scherzo. No. È difficile lavorare con Maurizio, Andrea, mi capisci? Ok, bene, rispondi. 5 minuti mi hai nervosito. Vai Andrea. Però sicuramente quando si diventa a un certo livello l'obiettivo è fondamentale, essere concentrati su quello, però non bisogna perdere la motivazione, il perché sei lì, cioè perché sei iniziato questo percorso. Lo sport deve essere fatto sempre per un qualcosa che abbiamo dentro, perché amo quella disciplina e voglio... io la lotta fortunatamente l'ho fatta per lavoro, ma l'avrei fatta anche gratis. Ecco, vedi, qui c'è una passione di base che a prescindere, hai avuto la fortuna di poterla fare da professionista, però l'avresti comunque fatta, perché insomma è qualcosa che sentivi dentro ed è, credo che sia insomma fondamentale per qualsiasi
campione. Bene, detto questo, allora sapete cosa facciamo? Ci guardiamo un po' di TG, pochissimi minuti, poi ritorniamo qua per la parte conclusiva, insomma, per vedere un po' quelli che video lontano, e concludiamo. fatto il complimento della bella domanda. Grazie. Ci vediamo subito dopo al TG. Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's souls, and should the sky be filled with fire and smoke, watching over during silence. If this is to end in fire, then we should all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out for the rope. Stand by and we will watch the flames burn over and over the mountainside. And if we should die tonight, then we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out for the rope. Prepare as we will watch the flames burn over and over the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountains. I see fire burning the trees, and I see fire hollowing souls, and I see fire blood in the breeze, and I hope that you remember me. Oh, should my people falling, surely I do the same. Confounding mountain whose we got too close to the flame, calling out for the rope. Oh, fasten we will watch the flames burn over and over the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountains. I see fire burning the trees, and I see fire hollowing souls, and I see fire blood in the breeze, and I hope that you remember me. And if the night is burning, I will cover my eyes. For if the dark returns, then my brothers will die. And as the sky is falling down, it crashed into this lonely town. And with the shadow on the ground, I hear my people screaming now. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees, and I see fire hollowing souls, and I see fire blood in
Milena Mingotti e Fabrizio Luglio, bravissimo, un video dal titolo? Icy Fire, sulla canzone di Ed Sheeran, che ha scelto lei. Che ha scelto lei? Perché hai scelto questa? Perché è una canzone che mi piace tantissimo. Quante visualizzazioni questo video appena uscito? Ne ha fatte quasi 1700. Insomma, un successone, bene, Vogliamo ringraziare Paolo Meriggi, assolutamente. Assolutamente. Direttore della fotografia. Allora, visto che non ci facciamo mancare niente, io vorrei dedicare questo video a un'amica che compie 50 anni, che conosci anche tu, che è la nostra amica Nadia, quindi forse faccio questa carambata anch'io ogni tanto, quindi ciao Nadia, auguri, buon compleanno, ok? Bene, Frida, meraviglioso, vero? Complimenti, stupendo, veramente grande davvero. atmosfera come sempre. Allora, Filippo Pepe, ricordiamo allora il tuo progetto che è molto importante perché ovviamente hai inserito la disciplina paralimpica. Cosa volevamo aggiungere, Filippo? Okay, che io spero di portare avanti il progetto della danza anche socialmente, ma vi ho ricordato, soprattutto volevo ricordare a tutti quanti i ragazzi, qualsiasi sport decidete di fare, contattate tutti i vari esperti che abbiamo qua, che c'è veramente un mondo da scoprire ed è molto entusiasmante tutto quanto, anche per noi soprattutto. Assolutamente, quindi mi raccomando, scrivete anche in privato, su Facebook, comunque è Scuola Chorus Academy scritto col CH. Mi raccomando, insomma, l'iniziativa proprio di iniziare a provare, vero Filippo, è importantissima. Bene, grazie Filippo, grazie Filippo e ci vediamo la prossima settimana, mi raccomando. Esatto. Io ne approfitto, Frida, un secondo, perché qua c'è un ragazzino della Social School che vuole salutare chi? La mia mamma. La tua mamma, Purino, ma sì, facciamo un applauso alla tua mamma. Ciao mamma! Salutiamo tutti la sua mamma, ciao mamma! Ok, anche voi salutate la mamma. Ciao mamma. Saluta la mamma. Ciao mamma. Ciao mamma. Saluta la mamma. Ciao mamma. Ciao mamma. Perfetto, abbiamo salutato la mamma. Sì, bene, dopo questa altra carambata, allora, Davide, progetti importanti anche per voi, avete avuto degli eventi attuali e anche futuri che si devono svolgere a breve, che cosa diciamo? A livello di federazione, adesso di tennis tavolo, si stanno disputando adesso i campionati mondiali a squadre e la nostra nazionale, che è una delle più forti al mondo, ha vinto 2 ori e un argento, un oro durante la trasmissione. Proprio adesso, fresco. complimenti. Ecco, noi sì, fantastico, siamo bello. di altissimo livello. Abbiamo Carlotta che disputerà, è stata convocata, lo sappiamo in anteprima, per gli europei giovanili che ci saranno in ottobre, è inserita nel progetto Tokyo 2020, Luca appena iniziato potrebbe essere inserito anche lui, a tempo di essere inserito nel progetto Tokyo 2020 e noi ecco, vorremmo essere un trampolino di lancio per tutti quelli che ci ascoltano, per inserirsi comunque all'interno dello sport paralimpico. Io adesso ho una doppia veste, a parte occuparmi del tennis tavolo in modo particolare, però insieme ad Antonio, occupandoci del Comitato Italiano Paralimpico, siamo comunque, vogliamo essere un collettore per tutti gli sport. Diamo questo messaggio bellissimo a casa. Sì, possono contattarci direttamente, Scaffieri Davide, do il mio numero di telefono 328 8641 295, a completa disposizione di chiunque voglia avvicinarsi allo sport. Comunque, grazie ragazzi, soprattutto Comitato Italiano Paralimpico, certo, ringraziamo Luca Chiarini e Carlotta Ragazzini. Grazie. Importante ringraziare anche Melissa Milani, che non è la Presidente, che non è potuta essere qua con noi questa sera, comunque un saluto, grazie sempre per il lavoro che fate, soprattutto per l'entusiasmo ragazzi, grazie di quello che siete come esempio. E Giada, che dire, salutiamo anche noi la titolare insomma, della palestra che non è potuta essere qua questa sera. Okay, salutiamo Romina, la Valentina, nostra Romina, che sono le 2 titolari della nostra società. Ok. E veniteci a trovare a settembre, faremo 2 settimane di prova. Bello, vogliamo dare riferimenti? I contatti della palestra? Allora, Ritmic Ravenna su Facebook e ritmicravenna.it sul sito. Perfetto, quindi venite a vedere, a visitare il nostro sito e ci sarà tutto. Ci sarà tutto, si diventa bellissime come queste donzelle, io le devo far conoscere una ad una, vogliamo dire il nome? Matilde. Anna. Martina. Linda. Passo davanti anche le signorine. Rachele. Riesci a inquadrarle perché è importante loro, non io? Gemma. Scusa? Gemma. Greta. Alessandra. Veronica. L'abbiamo già detto, lo diciamo 2 volte perché non si sa mai, lo diciamo troppe volte. Poi Maurizio, allora con Soccer School io parlerei col Presidente, ricordiamo come organizzate i corsi e i vostri progetti futuri. Allora, i corsi, adesso quest'anno appunto siamo al Mulino Rosso, sono 3 settimane, le ultime 2 di giugno e la prima di luglio. All'interno chiaramente di queste settimane c'è la possibilità chiaramente in questa location di poter chiaramente giocare a pallone e poi piscina, perché chiaramente ha la possibilità appunto anche di avere la piscina e la possibilità di dormire, mangiare chiaramente e quant'altro. I nostri progetti è chiaro che sono quelli chiaramente di continuare, andare avanti, noi cerchiamo delle location che ci diano la possibilità
sviluppare questo nostro progetto. Io volevo fare anche un ringraziamento, perdonami, anche alla Macron che ci aiuta a vestire come i ragazzi sponsor. Come sponsor sicuramente. Perfetto, ricorderei anche i contatti su Facebook Soccer School e www.soccerschool.it con il trattino in alto. Ringraziamo tutti ovviamente i ragazzi, anche qui oggi c'è una piccola parte, ringraziamo anche gli allenatori Cristian e Marco e poi grazie e soprattutto ringraziamo la mamma. Io sarei per ringraziare la mamma, che dite ragazzi? Mamma, ringraziamo anche noi della lotta, facciamo sentire ciao mamma, salutiamo, ciao mamma a tutti quanti. Perfetto, ciao mamma. Simo, allora chi vuole approcciare alla lotta? Allora dunque, per chi ci vuole cercare, noi siamo nel complesso Bartolini in via Don Colbe. Abbiamo un sito che è usilotta.blogspot.com dove c'è il mio contatto, potete chiamare me per qualunque cosa. Per i grandi noi non ci fermiamo mai, invece il corso dei più piccoli finisce ora e riprende a settembre. Ovviamente abbiamo un'ampia finestra di spazio, siamo veramente poco fiscali con le prove, quindi potete provare, riprovare, insomma deve essere uno sport che vi appassiona. E niente, se ci venite a trovare potete scoprire quello che facciamo oltre la lotta olimpica, quello che ho parlato prima, il grappling, l'MMA. Noi siamo una famiglia molto allargata, certo. E siamo un bellissimo gruppo in cui vi divertirete sicuramente. Non ho dubbi, e poi è uno sport a tutto tondo perché insomma fa bene anche chi non vuole proprio, diciamo, combattere, si dice combattere nella lotta? Sì, si può dire. Perfetto, si può dire. Vuoi dire anche il tuo nome? Saverio, che saluta la mamma, perfetto. Alex, Raffaele, bravissimi, vengo da questa parte. Mirko e Alessandro, futuri lottatori, che meraviglia. In bocca al lupo ragazzi, complimenti alla lotta, all'Unione Sportiva Lotta Imolese. Poi ringraziamo e salutiamo anche Andrea Minguzzi, ovviamente. Andrea, progetti futuri tuoi in questo momento? Ma io, come dicevo prima, ho fatto l'ultima competizione un mese e mezzo fa e adesso col comandante del mio gruppo sportivo valuterò quali potranno essere le possibili mie collocazioni. Credo che diamo il gelato perché esatto, è saltato un po' il microfono. Da capo? No, tranquillo. Credo che di rimanere all'interno del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, quindi vediamo se facendo l'allenatore, dove, come, perché. Comunque la lotta non l'abbandoni, ho appena finito, sì, poi sto concludendo altre cose come l'università, ho appena avuto un bambino, quindi sì. Salutiamo anche ovviamente a casa che ci staranno guardando, no? Mia moglie Claudia ed Edoardo. Ringraziamo le Fiamme Oro che insomma ti hanno dato la possibilità di essere qua questa sera, perché insomma so che sono molto, come si dice, insomma, attenti a dove si spostano gli atleti. Noi siamo molto contenti di averti avuto qui. Grazie. La dottoressa Gabrieli, che ho sentito anche di persona. Cavalier Fenu, abbiamo accennato prima alla disabilità, insomma, lei è un istruttore, non è un disabile. Del tuo, Antonio. Vabbè, ormai siamo andati in confidenza. Volevamo chiedere infatti che cos'è la disabilità nello sport, vero Maurizio? Esatto. E questa è una bella domanda e forse è l'essenza principale. Lasciatemi fare gli auguri comunque ad Andrea, perché è da maresciallo della Guardia di Finanza, quindi Fiamme Gialle, un affetto, un augurio per i tuoi successi. Bravo. La disabilità nello sport significa questo, lo dico in 3 parole. Sì. È chiaro che c'è un approccio amatoriale, certo. Infatti a me, anche se rappresento la federazione, mi interessa relativamente il raggiungimento degli ori olimpici. Tra 20 secondi ci tagliano però Feno, io purtroppo sono mi interessa che i ragazzi da 10, 20 diventino 30, 40, poi la disabilità significa scontrarsi con una realtà improvvisa, come diceva Andrea, il che significa 2 strade. La depressione e il suicidio o riprendersi la vita in mano attraverso lo sport. E l'altro aspetto fondamentale, una disabilità nello sport significa meno medici, meno ospedali e minori costi del servizio sanitario. E soprattutto d'esempio per chi si lamenta delle cazzate di tutti i giorni. Sì, ringraziamo la FISI dell'Emilia Romagna, grazie Feno. Ci vediamo la prossima settimana con la puntata di chiusura di questa stagione. Ciao a tutti, ciao. Grazie.